Buonasera a tutti amici da casa, Lombardia TV, questo è Che Calcio Che Fa, questo format che si allarga alla radio, alla TV e al web. Abbiamo sempre ogni puntata il ricambio degli ospiti, degli amici che ci vengono a trovare. Ovviamente adesso ve li presento, sono gli amici dell'ultima stagione, dell'ultimo periodo diciamo storico di Che Calcio Che Fa e nel frattempo ricordiamo un attimo quello che è successo durante la settimana. Ci sono state le due partite della nazionale di Roberto Mancini, due partite che hanno incastonato altre due vittorie nel computo generale di questa partecipazione alle eliminatorie diciamo, per poter partecipare ai campionati europei dell'anno prossimo. La nazionale sta facendo molto bene, dopo di questo ovviamente ne parleremo, accenneremo un po', ma accenneremo parzialmente perché ormai i temi del campionato di calcio sono rimasti congelati e per un popolo calciopatico è importante ributtarsi subito nell'agone calcistico, quindi non perdiamo tanto tempo, abbiamo sempre un'ora e un quarto di tempo per poter parlare dei vari temi e lo faccio ovviamente con gli ospiti che adesso vado a presentare in realtà un casato, il casato del Carta Canta, il casato del Carta Canta Web, che è una trasmissione radio, che è un sito web, che è un insieme di iniziative. Qui abbiamo ovviamente il direttore Massimo Canta. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Ecco, Massimo Canta, sei già venuto l'anno scorso, 2 o 3 volte, adesso mi ricordo più, e ovviamente hai portato i tuoi redattori e adesso andiamo a inquadrarli uno per volta e vediamo Alfonso Sciascia. Buonasera a tutti, ciao Fulvio. Ciao Alfonso, e a fianco abbiamo un debutto invece di Andrea Dattrino, altro redattore, corrispondente in area interista. Buonasera a tutti. Oh, ecco, allora, area interista, però noi in questo momento qua abbandoniamo un attimo, iniziamo dall'altra parte perché ricordiamo Carta Canta che è un sito principalmente di notizie rosso-nerazzurre e anche se poi può trattare altri argomenti calcistici, no Massimo? Sì, siamo concentrati su Milan e Inter soprattutto, che seguiamo da vicino, sia in conferenza stampa nei centri sportivi sia durante le partite, negli eventi che riguardano Milan e Inter, ma non disdegniamo di parlare anche di Atalanta piuttosto che di Juventus, soprattutto nella nostra trasmissione in radio, quindi dove trattiamo tutti i temi del campionato. Che va in onda? Ogni martedì dalle 21 alle 23 su a Radio Milan Inter TV. Bene, sì. Ottimo, va bene. Allora a questo punto caliamoci subito sui primi temi che indubbiamente riguardano una squadra di Milano che... Anzi, prima dobbiamo vedere un attimo qual è il logo, vediamo la diapositiva numero 1, eccolo qua, ecco, notizie rosso-nerazzurre, Carta Canta Web, come vedete ci sono i colori rosso-nerazzurri, quindi questo è diciamo il motivo leitmotiv diciamo predominante di Carta Canta e chiaramente andiamo a prendere il 50% di quei colori e quindi andiamo con la seconda slide che riguarda invece questo omuncolo, vediamo, numero 2. Dico omuncolo perché è un personaggio che è un po' discutibile. A me per esempio non è piaciuta molto quell'uscita che ha fatto settimana scorsa su Twitter dove ha praticamente un po' sbeffeggiato un popolo calcistico che lo ha accolto negli ultimi 2 o 3 anni. Rimandiamo di nuovo la slide, eccola, vedete che ha quei colori lì rosso e neri di qualche anno fa dove fece comunque bene e allora quindi domando se effettivamente è una perdita di tempo per il percorso di crescita del Milan di questo periodo, al di là dei romanticismi che vi possono legare in qualche modo. Sentiamo Massimo, partiamo dal direttore. Io utilizzo la slide per dire che, invertendo un po' la frase, il Milan ha perso tanto tempo quest'anno, finora, dopo 12 giornate, perché quello che doveva essere un progetto con un allenatore che poi è stato sostituito dopo 7 giornate ha dimostrato di non avere chiaro probabilmente i progetti di quest'anno. Qualche giocatore sta deludendo, qualcun altro è stato addirittura messo fuori rosa. Era il momento di intervenire. È chiaro che adesso andare dopo una campagna impostata sui giovani, su una squadra che è la più giovane del campionato, andare su un giocatore di 38 anni insomma, che non è più al centro dell'attenzione nei campionati maggiori perché è andato a svernare
in MLS potrebbe essere un rischio, però Ecco, questa squadra ha bisogno di una scossa. Hai detto appena adesso un termine, un verbo, svernare, e questa è una cosa abbastanza grave, perché si presume che il nostro campionato, anche se ci sono delle persone che sono un po' dei dettatori del nostro campionato, dicono che è allo stesso livello del campionato americano, però effettivamente Ibra, l'ho sempre detto, è un giocatore che potrebbe giocare fino a 50 anni in un certo modo, chiaro, non al primissimo livello, però magari ci potrebbe anche stare. Sì, credo che lui abbia dovuto fare una scelta, è chiaro, ben retribuita, perché comunque non è che è andato così a insegnare calcio gratuitamente, quindi, però era reduce da un infortunio grave per un giocatore soprattutto della sua età, che non aveva mai sofferto infortuni gravi in passato, però comunque un ginocchio che era partito, e quindi ha dovuto accettare questa scelta. Nessun'altra squadra credo che l'avrebbe acquistato in Europa in quelle condizioni. Adesso è finito il suo periodo, lui sì ha sbeffeggiato un po', come dicevi tu, il popolo americano, l'ambiente sportivo americano, ma l'avrebbe fatto con chiunque Ibra, e questo lui avrebbe parlato così del calcio americano, sudamericano, ne ha parlato così quando ha lasciato altre squadre, e quindi lui si sente in diritto di dire certe cose, quindi non è il contesto, lui questo è e questo rimarrà, lui è quello che va a insegnare calcio in giro per il mondo, a detta sua, quindi è questo. Risposta breve, quindi tu lo vorresti in un momento storico, diciamo, perché la domanda è sì, proprio io questa. sono diciamo. per, chiaro, Non è una badando perdita di tempo. alle spese, quindi senza stravolgere tutti i conti economici della squadra, però comunque è un acquisto che si può fare, che può avere un ritorno in tutti i campi, di immagine, di marketing. Il Milan cerca di sponsor. Forse ha più bisogno di immagine il Milan. Sì, il Milan in questo momento, no? Chi difetta negli sponsor, abbiamo visto i conti che non tornano a livello di sponsorizzazione. Il Milan ha perso sponsorizzazioni, non ne ha acquisite delle altre. Ibra forse potrebbe aiutare anche in questo. Ok, sentiamo invece la voce, diciamo, milanista di Carta Canta Web, Alfonso. Allora, questo è un tema che mi tocca perché comunque è sulla bocca di tutti. Ibrahimovic, io sono assolutamente favorevole, perché penso che il Milan sia una squadra senza personalità, e lui da questo punto di vista può darne tanta, nonostante il fatto che abbia 38 anni, nonostante che abbia giocato in America. Secondo me è un giocatore che ora serve al Milan, e la società Elliott deve fare un investimento, anche se il giocatore chiede più del dovuto. Sono stati spesi soldi male secondo il mio punto di vista, considerando anche, come diceva Massimo, che ci sono dei giocatori, vedi, che si fuori rosa, che sono lì per essere ceduti, quindi si farà anche cassa con alcuni giocatori, si presume, e io li andrei a investire lì, perché se torniamo al 2011, che è l'ultimo anno positivo del Milan, il giocatore simbolo di quell'anno era Ibrahimovic, che ha aiutato diversi giocatori non fortissimi a diventare più forti. Parliamo anche di un momento storico, di un Milan che era di sicuro più propositivo, però non vorrei che questo diventasse un problema, nel senso che adesso puoi prendere un giocatore di rilevanza internazionale a poco, perché non lo acquisti ma gli paghi l'ingaggio, rispetto a degli acquisti, perché se il Milan dovesse intervenire per andare a comprare il pacchetto di turno, che è successo a gennaio, è sempre un punto interrogativo, però dopo devi un po' ricominciare da capo, no? E quindi sì, nel senso, hai un progetto all'interno, serve un po' per il glamour, serve per gli sponsor, come diceva appunto Massimo, però effettivamente il progetto sportivo sembra che si stia quasi un po' allontanando. Va a farsi benedire il progetto, ma fondamentalmente il progetto è già partito male a prescindere, a monte, perché il Milan è partito con Giampaolo con un'idea di gioco che poi non è stata rispettata, perché ricordiamo che Giampaolo voleva giocare col trequartista sin dal precampionato, poi è stato stravolto tutto perché i giocatori non erano, diciamo, corretti per il modulo del tecnico. È arrivato Pioli, quindi io sono dell'idea, per chiudere questo concetto, che
chi se ne importa dell'impatto che avrà Ibra, dei costi eccetera. Il tifoso vuole Zlatan Ibrahimovic perché sui social noi di Carta Carta siamo attivi. È come il polso, lo vogliono tendenzialmente. Abbiamo creato un sondaggio adesso da pochi giorni, i tifosi lo vogliono, i tifosi sono delusi, la società deve ingaggiarlo per alzare un po' l'entusiasmo. Ecco. Vediamo invece chiedo, ovviamente lui non è milanista, però magari può pensare di ipotizzare la collocazione in campo di Ibra in questo Milan, no? Quindi proviamo a vedere dove potrebbe andare a giocare, quindi con un 4-3-3 tendenzialmente mi sembra che si debba in qualche modo ricambiare qualcosa, quindi era più possibile forse la logica del trequartista di Giampaolo. Come vedi tu questa collocazione? Anche perché poi ricordiamoci il Ibra del 2011 faceva segnare Nocerino, Cassano, Boateng, cioè lui attirava i giocatori, la difesa avversaria, però faceva ripartire tutti gli altri con i piedi buoni che indubbiamente gli sono rimasti. Quindi tu come lo vedresti da un punto di vista tattico all'interno dello scacchiere? Ma sicuramente lo vedrei come punta centrale, anche perché gli anni passano e sicuramente anche dal punto di vista fisico non è che può andare a correre a destra o a sinistra per il campo, quindi sicuramente andrà a pestare un po' i piedi a Piontek, che è un investimento che il Milan ha fatto, un investimento importante, e io comunque sono contro questo acquisto che potremmo andare a fare il Milan, anche perché cresci a livello di immagine, di personalità, può far crescere la personalità all'interno dello spogliatoio del Milan, però se ha iniziato comunque un progetto con delle idee su puntare con dei giocatori giovani, quei soldi lì si possono sicuramente investire meglio. Potrebbe essere un po' una perdita di tempo secondo me. Comunque vabbè, al di là di questo, perché io credo che anche Pioli si debba ritrovare in una situazione diciamo un po' difficile, no? Perché questa collocazione, abbiamo appena parlato, lui dice dovrebbe giocare centralmente, però cambia il modulo, vuol dire cambiare il modulo. Sentiamo Massimo, perché forse Piontek potrebbe anche essere dismesso a questo punto. Io invece credo che possa essere utile a Piontek avere a fianco giocatori. Fai un 4-4-2? 4-4-2 e Ibrahimovic. Allora Ibrahimovic giocava nella Juventus famosa, quella del 2005-2006, dietro Trezeguet. Aveva dei giocatori sulle fasce, due centrali, Emerson e Vieira, Camoranesi a destra, Nedved, quindi gente che andava sugli spazi Sì, era un giocatore diverso però la Juve, poi nel suo crescere... Beh, però lui è sempre stato è arretrato ulteriormente, quindi non può essere lì davanti, no? Sì, però vi faccio una domanda a te Alfonso, anzi, che arrivato a un certo punto nel 4-4-2 con Piontek lì davanti fa in qualche modo dismettere la serie di tutti quelle mezze punte, quelle mezze aree d'attacco, come dice Lanoglu, Paquetá, Suso non gioca più. Suso gioca a destra lo stesso, perché lo so che è una vostra speranza, però Vabbè, se giochi a tre davanti gioca. Andrea parlava di Piontek, un investimento che va, diciamo, un fallimento se arrivasse Ibrahimovic, però alla luce dei fatti di oggi vediamo Piontek sempre sostituito. Non è inamovibile Piontek, nel senso, un giocatore che mi duole dirlo perché io sono, come sapete, di fede milanista, ma l'anno scorso sembrava un giocatore, dal Genoa al Milan quest'anno si è rivelato un altro giocatore, quindi Piontek non è inamovibile, cioè nel senso, secondo me può esserci un Ibrahimovic senza Piontek. Massimo dice che potrebbe giovarne di questo, non lo so, io vedrei più un Ibra senza Piontek e vorrei vedere un Paquetá magari inserirsi sotto l'ala di Ibra, perché Paquetá potrebbe anche migliorare con Ibra. Paquetá è un giocatore che mi dispiace che sta rendendo poco, perché secondo me ha qualità, ma in questo momento in questa squadra con questo allenatore, poi non so, ne parleremo anche, non sta dando il meglio, potrebbe dare di più. Allora io vi suggerisco, poi partiamo dalla slide successiva, la numero 3. È stata tua la colpa, vedi che indica automaticamente, però questo è un momento, diciamo, lasciamolo un po' in sospensione. Stavamo parlando di Ibra, però effettivamente qua abbiamo un modulo con il trequartista, abbiamo un modulo 4-3-3, io vi propongo, vediamo se Massimo è d'accordo, un 4-2-3-1. Il 4-2-3-1 è Piontek davanti, dietro a Piontek ci sono 3 giocatori, di cui uno centralmente Ibra, e i 2 esterni sono Suso
e Çalhanoğlu oppure Paquetá, e 2 incontristi o facitori di gioco a centrocampo. Massimo, secondo te può essere una cosa valida questa? Perché forse tutto sommato rimette un po' a posto le cose, salva davanti ovviamente Piontek, sì, me, e inserisce sì, io non vedo il rischio di Piontek di star fuori, anche perché Piontek avrà bisogno di rifornimenti che uno come Ibrahimovic è in grado di dargli, che in questo momento non gli danno Çalhanoğlu, non gli dà Paquetá, non gli dà Suso, e non gli danno i terzini che non salgono mai, e quindi Ibrahimovic sarebbe fondamentale per Piontek, e quindi lo vedo giocare dietro come ha sempre giocato, svariando, e poi può entrare Paquetá, inserirsi Paquetá o qualcun altro, ma comunque con Ibra non vincolato da davanti, che non sarebbe una bomba. No, però ricordiamoci quello del 2011 che faceva segnare gli altri, quindi per questo dico che sono importanti anche i 2 che li giocano a fianco. Potrebbe esserci anche Castillejo, che è uno che ha la gamba lunga, che va nello spazio. Ma abbiamo visto migliorare anche Çalhanoğlu nelle ultime settimane, quindi perché no? Potrebbe benissimo dialogare forse di più che non Paquetá. Fulvio, quando tu parli di 4-2-3-1 con me vai a nozze, perché è uno dei moduli che mi piace di più. Però c'è anche da dire, adesso mi viene in mente il Napoli, che tra l'altro affronterà il Milan nella prossima, ha tanti attaccanti, quindi molti pensano ma perché non fa un bel 4-2-3-1, però bisogna anche vedere nell'economia del gioco se i 2 centrocampisti fanno filtro abbastanza, e adesso nel Milan non vedo quei 2 centrocampisti lì a fare filtro, sinceramente. Poi davanti potrebbero essere, sarebbe la coppia Benasser che si è fuori dai giochi, non me ne viene in mente un altro all'altezza per reggere tutta la struttura di quel modulo lì. Ho capito, vabbè, tu hai parlato come punta centrale prima Ibrahimovic, il 4-2-3-1 lo vedresti oppure no? Sì, lo vedrei, anche se credo che, come diceva appunto Alfonso, credo che l'importante del 4-2-3-1 sono i 2 centrocampisti davanti alla difesa, perché sennò diventa troppo sbilanciato, insomma, non c'è equilibrio poi nella squadra. Ritorniamo appunto alla slide precedente senza neanche mandarla in onda, quindi di che è stata la colpa? Effettivamente l'avvicendamento Pioli-Giampaolo, questa situazione è stata ormai un po' rimbalzata da una parte, Maldini che difendeva Giampaolo, Boban un po' che lo attaccava, Giampaolo che è entrato in confusione, e davanti a questo marasma è arrivato il pragmatico, quello che rimette un po' a posto le cose. Si sta avviando verso una soluzione Pioli, oppure le ha un po' tentate e gli è andata bene? Bene, non direi visti i risultati, perché però sta cliccando. No, ma chiaro, infatti io sono invece dalla parte di chi dice ok, il Milan con Pioli ha fatto 5 partite, 3 ne ha perse, una pareggiata, una ne ha vinta, non è che abbia fatto granché, però il gioco è sicuramente cambiato, c'è una squadra che sa come stare in campo, cosa fare, e gli interpreti anche, una squadra che si muove in un certo modo, purtroppo ha delle difficoltà in fase realizzativa che vanno risolti. Il calendario sicuramente ha penalizzato Pioli, che appena arriva ti incontra Roma, Lazio, Juventus e adesso il Napoli, insomma avrebbe forse preferito un altro viatico, comunque questo è, però sicuramente si doveva cambiare. Giampaolo, come dicevi tu, era in confusione, delle scelte e delle non scelte ormai lo avevano trascinato in un vortice in cui non si sarebbe più usciti, quindi. Ma io tu l'avresti aspettato invece? Parlando di Giampaolo, non lo so, nel senso che Giampaolo non mi fa impazzire, ma Pioli non mi fa impazzire ancora di più di Giampaolo. Cosa voglio dire? Che secondo me il calendario non sta aiutando di certo, però questa svolta io non la sto vedendo anche dal lato caratteriale. Sì, qualche miglioramento del gioco l'abbiamo visto, ma se devo fare un esempio, allora partiamo dal presupposto che il Milan non è così scarso da essere in quella posizione di classifica. Se io faccio un paragone con la stagione dove è subentrato Gattuso a Montella, Gattuso dopo un avvio, ricordiamo la famosa batosta di Benevento eccetera, però poi la squadra è andata su a livello caratteriale, i risultati sono visti, Calabria è diventato un giocatore affidabile. Non so se Pioli riuscirà nel tempo a dare quella cattiveria, che però non la stiamo vedendo, quella cattiveria. Io non penso che Pioli sia quell'allenatore giusto per il Milan, solo che poi le alternative effettivamente non è che ce ne siano state chissà quante. Se cambi i 2 allenatori, ne viene uno
mi sembra che la risposta ci sia già da questo punto di vista, perché evidentemente l'organico è un organico di persone che non prendono più di tanto la responsabilità, il peso della squadra è stato sbagliato a sulle sfidare la spalle. panchina Giampaolo a inizio stagione, perché poi Pioli di conseguenza ne prende le colpe e non è neanche bravo a ribaltare la situazione. Ovviamente la società ha le sue colpe evidenti. Quindi tu dici che se arrivasse Ibra, almeno qualcosa, un esempio a livello di personalità in qualche modo potrebbe... Penso che avrebbe carta bianca, penso che Pioli non abbia questa testa per gestire, cioè nel senso, gli si dà carta bianca a Ibrahimovic nel momento in cui arriva. Punto. Si dà carta bianca. Si dà carta, sì. Le chiavi dello spogliatoio. Io sarei un po' preoccupato, sì. Sarei un po' preoccupato, perché questo cosa vuol dire? Vuol dire che lui tanto entra qua, faso tutto e quindi è tutto molto semplice. Pioli è un allenatore che comunque ha una sua carriera e comunque dovrà fare i salti mortali, perché adesso voi che siete particolarmente propositivi da un punto di vista, diciamo, dell'arrivo appunto di Ibrahimovic, vi dico solo che Mourinho il primo anno, quando arrivò all'Inter, c'era già Ibrahimovic e ha detto: tu devi fare 25 reti, perché non è possibile che vai solo a 12-13 gol, e infatti fece 25 reti. Finalizzò tutta la squadra, erano anche altri tempi, il campionato era un po', l'Inter era molto forte, però per far sì che lui potesse giocare c'era Cruz che tornava indietro e tutti gli altri dovevano subito rinculare velocemente, perché lui faceva la giocata lì davanti. Poi lui è arretrato nel gioco del Milan, però devi pensare degli equilibri. Adesso Pioli ha ereditato una squadra veramente scornata, sta cercando di mettere a posto le cose, sta andando in una certa direzione e adesso arriva Ibrahimovic che li scompagina di nuovo ulteriormente. Per questo dico che potrebbe anche andare bene, ma è una perdita di tempo su quello che è una crescita, diciamo, della squadra in sé, insomma. Quindi poi chiudiamo l'argomento Ibra e se vuoi parliamo anche un po' di Inter, del Vate, però ne parliamo un po' più avanti. Lasciamo perdere Ibrahimovic, lasciamo perdere Pioli Giampaolo. Siccome a me piace rimestare, ovviamente mettere il dito nella piaga, andiamo con la numero 4. Quando c'era lui, indubbiamente abbiamo appunto parlato di personalità, abbiamo parlato di voglia di stare in campo in un certo modo, con una giusta cattiveria ovviamente sportiva, e Gattuso ne ha data tanta, sia quando lo calcava direttamente, sia quando ha allenato ovviamente il Milan. Però bisogna dire una cosa, che non è solo stato un discorso, diciamo, di presenza all'interno, proprio di carica e entusiasmo all'interno della squadra, ma anche dal punto di vista tattico. Gattuso è stata una piacevole sorpresa da questo punto di vista. Massimo, c'è un po' di rimpianto da quel punto di vista, perché probabilmente avendo Gattuso adesso, quel gruppo che aveva l'anno scorso sarebbe stato in qualche modo tenuto e impreziosito con degli acquisti mirati secondo i suoi dettami, invece di ricambiare di nuovo la logica di una squadra. Sì, è chiaro, adesso erano tanti i detrattori di Rino, adesso sono tanti a reclamarlo, però è chiaro che lui aveva fatto delle richieste, non è stato accontentato, lui era consapevole che questa squadra avesse bisogno di giocatori di esperienza che non sarebbero arrivati, e quindi non se l'è sentita di sobbarcarsi, come ha fatto l'anno scorso, tutto il peso di tutto l'ambiente per tutta la stagione, e ha lasciato. Quindi, ma credo che quello che stia peggio in questo momento sia lui a soffrirne. Cioè, io ho avuto modo di parlare con chi gli è vicino, lui soffre a vedere il Milan che perde, non è che gioisce, ha detto adesso avete visto dove siete, no, lui sta male. Quindi aveva dato un'impronta, un gioco bene o male, c'era, i punti sì, perché alla fine il Milan è arrivato a 10 minuti dalla Champions l'anno scorso, e l'anno prima aveva fatto bene, pur partendo malissimo, a Benevento, a Verona, dove prende gli schiaffoni in 2 partite. Aveva fatto il giro di ritorno strepitoso. Poi fa bene nel girone di ritorno, e l'anno scorso alla fine ha mancato quel periodo di 5-6 partite dove il Milan ha perso la Trebisonda, come si dice, era terzo e si è definito settimo a un certo punto, e quinto alla fine del campionato, però con tanti punti finali. Quindi sicuramente avrebbe fatto bene quest'anno, ma con gli acquisti mirati, altrimenti avrebbe, credo, fatto questo, non questo 14° posto, ma sarebbe arrivato comunque non in Champions, ma sesto, settimo.
Quindi la carica della personalità di cui dicevi prima Alfonso era legata soprattutto a Gattuso, quindi perché buona parte dell'organico è quello dell'anno scorso. Sì, ma lo testimonia il fatto, come dicevo prima, Calabria adesso è un giocatore che non lo vorresti neanche vedere in Serie B. Con Gattuso Calabria ha fatto un partitone all'Olimpico contro la Roma, addirittura gol con cucchiaio, personalità, sovrapposizione, intraprendenza. Com'è possibile che un giocatore si sia involuto in questa maniera, se non che vuol dire che l'allenatore in precedenza, ovvero Rino Gattuso, ha dato quella motivazione? Io dico sempre che Gattuso adesso non ha una panchina, non so, starà riflettendo, non sicuramente per i club, però dico che Gattuso è un piccolo Conte, è uno che quando prende un giocatore in mano lo cambia, e quindi secondo me il Milan ha perso tanto. Una piccola chiosa sul Gattuso, un piccolo Conte. Andrea, tu che sei interista, sei d'accordo da questo punto di vista oppure no? Poi dopo ritorniamo ancora sugli altri argomenti, poi parleremo più ampiamente di Inter nella seconda parte. Sì, sono d'accordo, anche perché con i giocatori mediocri, chiamiamoli così, se è un allenatore che è in grado di spronare, di incitarli, riesce a tirar fuori non solo il 100% del giocatore, ma arriva anche oltre, quindi è quello che sta succedendo anche con Conte, che è riuscito anche a rivitalizzare quei giocatori come Candreva, come tanti altri giocatori che erano un po' fuori dal progetto nerazzurro. Quello che si dice in gergo, tirare fuori il sangue dalle rape, ci sono stati tanti esempi nel passato, che è una cosa incredibile, però dopo rimani a un livello che è quello che è, perché in campo ci vanno i giocatori con le proprie qualità, anche tutto questo discorso della personalità. Una volta scambiare delle chiacchiere con un ex giocatore, lui diceva che indubbiamente la personalità c'è, esiste, però è anche vero, questo dal mio punto di vista, che la personalità è quella anche di far andare i piedi da un punto di vista proprio tecnico, dalla propria qualità. Al limite è un discorso un po' intimo in certi momenti della partita in cui qualcuno si può un po' abbattere e quindi non riesce a esprimersi totalmente, ma la legge del calcio passa attraverso i piedi e attraverso le giocate, se uno o ce le ha o non ce le ha. È un discorso molto ampio da fare, ne parleremo magari un'altra volta, magari con quel ex giocatore che ha calcato i campi dell'Inter e della Sampdoria. Andiamo avanti con la prossima slide, e questo è il vostro prossimo, guardate che questa è una grafica incredibile, Apocalypse Napoli, non Now, the Final Cut, come vedete lì al posto dell'attore che adesso mi sfugge il nome, forse Dennis Quaid, non mi ricordo più, che era il protagonista. Dentro questa laguna rossa di sangue, Apocalypse Now, c'è invece De Laurentiis, che dal mio punto di vista sembrerebbe essere tutto sommato l'artefice di tutto questo macello. L'artefice, diciamo che sotto sotto potrebbe essere l'artefice, anche se in prima battuta, in prima facciata, c'è la squadra che non è andata in ritiro, che è una cosa gravissima. Quindi adesso voglio sapere da voi l'argomento Napoli, di chi è la colpa, se dobbiamo dare una colpa, e in secondo luogo se questa è una situazione, diciamo, positiva anche per il Milan, che in questo momento ha avuto 2 settimane, dopo una bella prestazione comunque contro la Juventus, di incontrare il Napoli e magari riuscire a fare punti contro il Napoli. Sentiamo Massimo. Sì, è chiaro che tu hai fatto vedere il titolo Apocalypse Now, io ho scritto il mio articolo intitolandolo Vedi Napoli ma poi, quindi c'è il rischio che poi succeda il peggio, ma come potrebbe essere uno stimolo per ripartire e risorgere da questa classifica. La situazione a Napoli molto strana, è chiaro che l'avversario peggiore che potesse capitare adesso, perché il Napoli non può continuare comunque a non vincere, a pareggiare, a giocare bene, a sbagliare tutti quei gol, a avere questi atti di insubordinazione, questo ambiente ormai dove si dice che Ancelotti ormai abbia, non dico i giorni contati, ma i mesi, quindi che lascerà a fine anno tutto questo idillio che è cessato, lui che si schiera dalla parte della squadra che non voleva andare in ritiro, che si dichiara contrario a questa decisione, la squadra se ne torna a casa e lui ritorna in ritiro, non subito, a tarda sera,
per rimanere comunque a livello, diciamo, nel societario. mezzo, ma dire comunque io non ci sarei andato, quindi arrivo più tardi, non arrivo subito, arrivo a mezzanotte, vado a cena, poi arrivo e quindi me ne ritiro. È tutta una questione di soldi, è solo una questione di Ci soldi. sono tanti contratti in ballo, tanti rinnovi, poi lo sappiamo che Laurentiis ha dei vincoli nei contratti dove i diritti d'immagine, le cose sono curate in un certo modo, infatti è su questo adesso che lui punterà per far pagare in qualche modo ai giocatori quest'atto, in modo da risparmiare sugli ingaggi e intanto appellarsi ai diritti che il suo contratto gli riconosce. Beh, non è un quindi, bel modo di procedere, perché no, per la quiete di una società... Sì, di un ambiente, per quanto comunque è una squadra che sta andando bene in Champions, quindi che quest'anno rischia di andare avanti bene lì e che in campionato però è settima. E i valori non dicono... Sono 13 punti adesso di distanza tra il Napoli e la Juve. Sì, Chi avrebbe mai pensato? Paradossalmente sì, ha solo 6 punti più del Milan, quello che sono, quindi... Cioè, il che è tutto dire. Il che è tutto dire, il Milan 14esimo, il Napoli settimo a 6 punti, cioè c'è qualcosa che non va e il rischio che questa partita possa rimettere le cose a posto. Alfonso, vedi uno spiraglio di andare a fare bottino pieno, l'altro paese si è fatto male anche, mi sembra, Gulan anche, quindi sì, insomma... Milik è fuori. Milik è fuori, la squadra Calejon, ci sono delle sirene dalla Cina, quindi in qualche modo... Allora guarda Fulvio, la squadra Napoli ce l'ha, nel senso che è lì per passare in Champions, adesso ha questi infortuni, se il Napoli gioca la sua partita per il Milan non ce n'è secondo me. Ovviamente il Napoli è in una situazione, come abbiamo appena detto, di crisi, lì si vive anche una sorta di insofferenza del famoso zero titoli, perché fondamentalmente io riflettevo negli ultimi anni cosa ha vinto il Napoli a differenza di un Milan o di una Lazio. Il Milan con Montella ha vinto una Supercoppa, il Napoli ha vinto una Coppa Italia, il Lazio addirittura ha vinto più del Napoli, cioè fondamentalmente abbiamo sempre parlato di un Napoli anti-Juve, ma a conti alla mano il Napoli non sta vincendo nulla. Beh, e De Laurentiis gli investimenti li ha fatti, vedi? Ti fermo un attimo, perché di fronte è cresciuto comunque, no, Napoli è cresciuto, però di fronte tu hai un periodo storico, un lasso di tempo di 8 anni, sì, dove uno vince, una squadra vince tutto, in tutti i campionati di Coppa Italia, e quindi le altre cercano di elevarsi, perché ovviamente allo stesso livello la Lazio è il migliore del Napoli da un punto di vista dei risultati delle coppie, ma in realtà non è questo, è vero, e l'importante è stare in piedi economicamente, per esempio. Tutte e due stanno in piedi economicamente, De Laurentiis lo fa ancora meglio. Ma su quello ti do ragione, perché comunque il Napoli è costantemente in Champions ormai da svariati anni, il brand è aumentato, gli introiti sono aumentati, anche se poi c'è sempre quel discorso che squadre come la Juve hanno un fatturato che non ha uguali rispetto a Napoli e altre squadre. Però c'è questa insofferenza anche nelle coppe. Il Napoli non ha mai portato a casa neanche l'Europa League, ci sono stati periodi in cui è retrocesso in Europa League dalla Champions, si aspettava un Napoli che almeno potesse raggiungere una finale. Insomma, quest'anno è stato acquistato Lozano, 40 milioni di euro massimo acquisto della storia del Napoli, non sta rendendo come dovrebbe. Ancelotti sembrava il salvatore, arrivava lui, il gap con la Juve, non è successo nulla di questo. Quindi c'è una sorta di insofferenza globale, come dice Massimo, i contratti rinnovati, Allan era un giocatore decisivo, adesso è nel centro del ciclone, anche lui era in procinto di andare via, c'è una sorta di caos totale. Se parliamo alla partita di sabato alle 18, però il Napoli, se gioca quella partita come gioca, per il Milan sono dolori. Mi vuole dirlo. Per il Milan sono dolori. Sentiamo Andrea Di Chea, quindi la Coppa in questo momento storico e questo progetto che sembrava avere una logica, perché l'anno scorso Ancelotti ha ereditato il Napoli di Sarri, ha dovuto rivitalizzare una rosa che veniva poco utilizzata da Sarri, ha fatto delle scelte, quest'anno avrebbe dovuto inserire determinati giocatori, non gli sono arrivati dei giocatori, penso a Emerson Rodriguez, che probabilmente doveva essere anche un po' la stella di questa squadra, quindi probabilmente da lì è iniziata un po' la rottura, e poi probabilmente c'è stato qualcos'altro, quindi a livello di rinnovi contrattuali. È anche una colpa di questo presidente che pensa moltissimo ai conti, magari sta pensando dico un termine un po' brutto, di spolpare la squadra, pensando magari un giorno di rivenderla e magari passare a un'altra squadra tipo il Bari, che c'era già.
Io credo che quando succedono queste cose il problema principale sono appunto i giocatori, anche perché chi comanda è chi sta ai piani alti, però credo che chi sta ai piani alti doveva fare qualcosa per cercare di cambiare un po' questo Napoli. Io credo che il problema principale di questi anni del Napoli, che come dicevamo prima non ha vinto praticamente nulla, è stato il fatto che ha cambiato poco rispetto a quello che poteva fare. Ha comprato dei giocatori pagandoli anche tanto, alcuni, vedi Fabian Ruiz, Lozano, però sono dei giocatori che a livello di esperienza secondo me peccano un po', quindi lo stesso Ancelotti secondo me si aspettava altri tipi di giocatori. Ho capito, va bene. Noi siamo arrivati praticamente a metà più o meno a metà della nostra trasmissione, quindi la prima parte si conclude qui, poi riprenderemo con tanti altri temi e quindi è un attimo di pausa, un minutino di consigli pubblicitari, poi ritorniamo sempre qui con Che Calcio Che Fa. Eccoci rientrati qua, Che Calcio Che Fa, c'è sempre il siparietto qua con i nostri amici ospiti che riguardiamo un attimo. Massimo Canta, eccolo, Massimo, e poi i due redattori, dopo il direttore, i due redattori di Carta Canta Web, Alfonso Sciascia e Andrea Dattrino. Grazie intanto per essere intervenuti. Mandiamo in onda la slide del Bookstore Mondadori. Allora, Mondadori Bookstore, via Giuseppe Mazzini 48 a Crema, ricordiamo che è il 15° anno di attività e in occasione del 15° anno di attività è stata iniziata appunto questa nuova rassegna Parole e Musica, dove si alternano degli incontri con gli scrittori, molti di questi sono proprio degli stessi ospiti di Che Calcio Che Fa, e delle serate musicali al giovedì alle ore 21 con un repertorio di natura classica. Come consuetudine, ogni venerdì noi vi proponiamo dei titoli che vengono appunto segnalati dal Bookstore Mondadori, e quindi vi segnalo Mario Calabresi, che è stato anche direttore della Stampa, con il titolo La mattina dopo, eccolo qua. La mattina dopo, che in realtà è quello che succede dopo le grandi trasformazioni che avvengono nella vita di ognuno di noi, e quindi può essere un lutto, una perdita, un qualcosa, un cambiamento proprio epocale della propria vita. Il giorno dopo ci si alza e si dice sta iniziando un nuovo capitolo della vita, e quindi racconta di varie storie di persone che hanno quindi attraversato dei momenti topici della propria vita e come li hanno anche affrontati. Dall'altra parte invece la seconda scelta è Isabel Allende, Il lungo petalo di mare, è l'ennesimo romanzo di questa bravissima scrittrice cilena, la commovente storia di un uomo e una donna in fuga per sopravvivere agli sconvolgimenti della storia del XX secolo. Ci sono tantissimi episodi, è una bellissima storia anche questa, quindi ricordiamoci al Bookstore Mondadori. Ricordiamo inoltre che giovedì prossimo, proprio all'interno della rassegna appunto Parole e Musica, ci sarà un ospite che è anche un amico di Che Calcio Che Fa, e ci sarà l'incontro con Luca Serafini giovedì 28 novembre alle ore 18, ingresso libero, per la presentazione del suo libro Lady Stalker, che è un romanzo, ma in realtà si basa su una vera storia che è accaduta in Inghilterra. È molto, molto carina, perché è una storia di un 84enne che praticamente si ritrova con un'eredità, il fratello la vuole richiedere, vuole far fuori una delle sorelle da un punto di vista appunto per spartirsi, chiamiamolo così, il bottino,
bambino, e da lì invece c'è un discorso moralistico dei valori proprio insiti di questa persona che cerca invece di vendicarsi. È stato un vero caso appunto poliziesco, perché hanno dovuto individuare, hanno dovuto anche bloccarla, ha fatto anche un giorno di prigione. Questa storia è veramente molto carina, quindi giovedì prossimo chi vuole vedere questa presentazione al Bookstore, quindi con Luca Serafini, giovedì 28 novembre alle ore 18 al Bookstore Mondadori, via Giuseppe Mazzini 48 Crema, ovviamente la rassegna Parole e Musica. Bene, noi andiamo avanti con la nostra scaletta, i nostri vari argomenti, e direi che l'argomento, diciamo, più che un argomento, è un piccolo tributo che vogliamo fare a Che Calcio Che Fa, da parte di Che Calcio Che Fa nei confronti di questa persona, che sarebbe questa. Ecco, Sinisa Profumo di Vittoria. Io l'altra sera ero a una presentazione di un libro e c'era Monsilo Jankovic, che è un dottore del comitato Maria Letizia Verga, che ha affrontato sempre le problematiche della leucemia per bambini, che colpisce i bambini, che hanno costruito delle strutture, quasi anche degli ospedali di accoglienza della famiglia col bambino che doveva essere curato riguardo appunto le leucemie, ed è in contatto con Sinisa Mihailovic, che ha fatto il trapianto di midollo e sta andando bene. Quindi questa è una notizia molto positiva. Io direi che non mi ricordo più chi, se Spalletti o chi altro, che aveva detto che quest'anno la panchina d'oro deve andare assolutamente a Sinisa Mihailovic. Passiamo invece da un allenatore all'altro, allenatore di personalità, e vediamo la numero 7. Vediamo se arriva, eccolo qua, è tornato il Vate, eccolo qua, José Mourinho. Devo dire la verità che per chi è interista, chi non è detrattore, è un piacevole ritorno, anche perché poi un anno fa dicevano che era ormai bollito. Allora a questo punto io domando a voi tre, 2 sono milanisti e 1 interista, probabilmente 2 mi diranno che è bollito e l'altro vi dirà che invece ha ancora tanto da dire. Vediamo se la mia intuizione è vera oppure no. Massimo, qual è il tuo pensiero? Farà bene lì a Tottenham? È chiaro che adesso accetta una sfida, anche lui è uno tra quelli che ha detto non sarei mai andato al Tottenham e ci è andato, però sappiamo benissimo che queste sono frasi che poi nel corso degli anni cambiano, abbiamo visto più interpreti cambiare opinione. I risultati non sono dalla sua negli ultimi anni, per quanto comunque con Manchester abbia vinto un'Europa League, però è un allenatore comunque di fama e quindi di successo. La sfida è importante perché il Tottenham, che è così mal messo in campionato, naviga nelle posizioni in cui è il Milan, però in Champions è ancora dentro e ha già fatto delle precisazioni, assolutamente negando qualsiasi possibilità di cessione di Harry Kane, quindi sicuramente vorrà fare qualcosa attorno a questa squadra e sicuramente delle richieste le farà, oltre le sue, che sono state tante, perché accettare questo incarico però vuol dire anche accettare l'autocompenso. Credo che possa risolvere sicuramente la questione Tottenham, nel senso di sollevarlo. Poi dove possa arrivare questo non lo so, perché è chiaro, l'allenatore può essere capace ma ha bisogno di una squadra. Io sono tra quelli che comunque pensa che l'allenatore è importante ma non è fondamentale. Ci sono delle risorse, perché l'anno scorso hanno investito poco. Tanto nello stadio hanno investito a Tottenham, quindi hanno risparmiato sul resto e infatti i risultati lo testimoniano. Una Champions arrivata in finale con tante difficoltà e tanta fortuna anche, a mio parere, però alla fine comunque la piazza c'è. Ecco, sentiamo invece il parere di un milanista. Vabbè, Mourinho, quando si muove Mourinho se ne parla. Diciamo che Londra è una città che gli ha portato fortuna all'inizio della sua carriera. Ieri ho visto delle dichiarazioni, parlava appunto sembrava già del Tottenham da diversi anni, parlava già di nostro centro sportivo, il nostro stadio, parlava già come se fosse lì da tanto. Ci vuole entusiasmo, quel discorso della personalità, quello di tirare sull'ambiente. All'ambiente Tottenham un allenatore di questa caratura non c'è ancora stato, anche perché Pochettino si è creato lì fondamentalmente. Sarà una gestione diversa per quanto riguarda Pochettino, era molto più personale con i giocatori, molto più amico, molto più confidente. Mourinho li tratterà molto più professionalmente parlando, però
collegandomi al discorso del bollito non bollito, anche Ancelotti, se torniamo ad Ancelotti, non lo vedo più molto sul pezzo. Beh, perché il calcio lo vorresti al Milan in questo lo momento? vorrei al Milan, ma per il solo fatto che al Milan adesso vorrei un po' tutta la qualità concentrata e tutti i nomi possibili e immaginabili. Tra i primi 5, dai. Sì, però poi il calcio avanza, bisogna vedere se anche Mourinho e Ancelotti vanno di pari passo con il calcio che avanza e con le ideologie e con i giovani che comunque sono sempre più di personalità, più di... Sentiamo invece Andrea per ciò che riguarda la parte diciamo interista, ovviamente Mourinho, ma poi anche il fatto che ci vogliono i grandi giocatori. Pensavo per esempio a Guardiola, che comunque, avendo anche comunque i grandi giocatori, è a 9 punti mi sembra dal Liverpool, quindi chi è che ha ragione poi alla fine? Ma la premessa è che dove va Mourinho vince, perché ha vinto ovunque. Credo che comunque sarà molto difficile vincere a Londra con la maglia del Tottenham, però comunque è un grande allenatore e secondo me non è bollito, anche perché quale tifoso nerazzurro non sogna il suo ritorno, quindi io credo che darlo per bollito secondo me non è assolutamente giusto. È l'allenatore giusto per il Tottenham secondo me, anche perché può aumentare, diciamo, può ridurre il gap con le altre, può aumentare sicuramente la forza proprio intera del club. Ha già delle idee chiare, il fatto stesso di aver richiesto assolutamente, quasi a livello contrattuale, la permanenza di Kane, la dice lunga che quindi ha le sue idee, quindi vede bene quel giocatore. Ultima cosa che riguarda, che era un po' nella prima parte, essendo a Milano, essendo Inter e Milan, questo è l'argomento principale di questo ultimo periodo, anche degli ultimi giorni, la slide numero 8, ecco il nuovo stadio di Milano, vi piace? Ovviamente questo tanto per dire che insomma progetti di qua, di là, di su, di giù, ma fino al 2026 lo stadio è quello, poi si cercherà di capire se è il caso di riabbassarlo, riuscire a fare determinati lavori in corso d'opera, oppure incominciare a costruirne un altro, oppure cominciare a costruirne due. Insomma è una situazione. Qual è il vostro pensiero brevemente, così dopo passiamo a una cosa che mi piace molto, che sono quei fogli che avete lì davanti. Sì, è chiaro che l'immagine basterebbe da sola per rispondere, però non si tratta di vivere solo di quel ricordo, di quelle dell'icona, perché chi è nato con San Siro può solo sperare che rimanga, però i progetti erano altri, per costruire, per far crescere anche le due società di Milano ci voleva uno stadio più adatto, i costi per ristrutturarlo sono a quanto pare elevate. Non vedo un San Siro rimpicciolito, riadattato con un altro stadietto a fianco, cambierebbe un po' tutta la visione di quello che si voleva fare. Comunque questo credo che sarà così per qualche anno e sembra che sia un ostacolo forte. Le due società dovranno pensare bene a cosa fare per spostarsi eventualmente da lì. È una situazione molto ma molto complicata. Alfonso, sì, in breve, per evolversi bisogna fare un passo avanti. È strano che in una città evoluta come Milano da certi punti di vista non si arrivi ancora a un accordo, bisogna aspettare delle date per decidere. Quindi hai menzionato il Tottenham, ha un nuovo stadio che è grandioso, ovviamente poi quando crei dei complessi, delle strutture così, arriva José Mourinho, quindi sai, cresce tutto l'ambiente, cresce anche la città. Quindi allora mi hai detto una cosa bella, stadio, allenatore carismatico, la squadra bene o male comunque ha fatto una finale quest'anno di Champions. Domando quindi a Daniele Datrino, abbiamo una squadra che è seconda in classifica, un buon allenatore, uno dei migliori sulla piazza, fatturato che si sta elevando, non è che per caso l'Inter voglia andare a fare uno stadio tutto suo? No, perché in realtà il progetto e gli accordi sono quelli di condividerlo con il Milan, anche perché credo che sia una cosa abbastanza strana, ma allo stesso tempo piacevole, il fatto di avere due grandi squadre nella stessa città e che ci sia comunque un rapporto amichevole, soprattutto con le tifoserie, che molte volte sono il problema principale. Quindi sicuramente riduci i costi, aumenti però i guadagni, i profitti, e credo che per stare al pari passo con le grandi d'Europa occorre comunque avere una nuova struttura, e sicuramente prima di avere una nuova struttura bisognerà decidere il futuro di San Siro, che
però secondo me la mia idea è che siamo un po' troppo legati al passato, il nostro problema è che non ci modernizziamo abbastanza e quindi essendo troppo legati al passato non guardiamo forse con più felicità al futuro, insomma. Sì, perché poi dopo faccio sempre il riferimento degli stadi inglesi, no? Prendo l'esempio di Wembley che è stato abbattuto, un'icona, è stato ricostruito, però qua cominciano a diventare molti problemi, no? L'amministrazione pubblica, l'area che deve essere riqualificata, lo stesso San Siro che potrebbe essere salvato, però riesce a fare determinati lavori mentre c'è la partita, non è facilissimo, vogliono togliere il terzo anello e tornare a quello che era una volta, mi sembra un po' una cosa esagerata, no? Quindi insomma le idee non sono chiare, ecco, quindi mi sa che San Siro sarà lo stadio, appunto il nuovo stadio, sarà questo ancora per i prossimi anni. Siamo arrivati al momento simpatico perché è il momento del Dream Team e quindi io dico sempre ai nostri ospiti, mi raccomando, scrivetemi sul vostro foglio, poi dopo faremo una bella classifica e faremo gli 11 diciamo della vita di che calcio che fa grazie ai nostri ospiti, quali sono diciamo le scelte diciamo migliori quei giocatori che in qualche modo possono aver emozionato negli anni, anche magari uno che non ha visto determinati giocatori. Io ho visto per esempio Pelé pochissime volte, però mi ha indubbiamente emozionato perché era un giocatore fantastico, anche se il calcio era un calcio di 50 anni fa. Vediamo allora le scelte. Massimo Canta, la scelta, tutta la rosa. Vorrei uno stupore, voglio che mi stupiate ogni volta perché qualche giocatore è molto particolare. Io già forse col numero 1 riesco di stupire. Ti dico, è una scelta molto combattuta, soprattutto in certi ruoli, perché si poteva pescare dovunque. Hai messo un modulo oppure li hai buttati giù così? Alla fine ho messo un modulo che non è piaciuto ai miei ragazzi, Alfonso e Andrea, perché sono stato un po' spregiudicato, mentre loro sono più sul pezzo, loro gli schemi li seguono parecchio, mentre magari io esco delle volte. Per cui ho messo in porta, loro non lo conoscevano, me l'hanno confermato, ma non sono andato tanto in là, ma sono andato su un giocatore che a me piaceva molto come interprete di questo ruolo, che è Jean-Marie Pfaff. Sì. Portiere belga, tanti anni al Bayern, sì. A me piaceva molto come personalità. Poi ho messo ai suoi fianchi due tedesconi, proprio due mastini, Bertie Fox del Borussia Mönchengladbach, sì. grande periodo in quegli anni, e Paul Breitner, un giocatore particolare. Siamo anni 80, anni 80, però 80, li ho visti e quello ho fatto in tempo a vederli e mi sono rimasti, perché giocavo su Buteo. Breitner che divenne una mezzala poi. Sì, giocavo su Buteo con Fox e Breitner, quindi mi ricordo. Davanti a loro ho messo Manuel Sanchiz del Real, lo stopper. Questo mi sconvolge abbastanza, non mi piaceva molto. Perché nelle sfide lo vedevo sempre in quegli anni col Milan, lo vedevo spesso e quindi mi è rimasto. E scommetto che il numero 6 è Franco Baresi. Ce n'è solo uno di numero 6 per me, è Franco Baresi, anche se avevo poi Kroll, avevo Scirea, avevo Passarella, tra cui pescare, però Franco è Franco. Poi centrocampo. Davanti a loro Iniesta e Clarence Seedorf. Sì. E qua davanti mi sono dimenticato uno, però. Quindi qua davanti vuol dire che 2 centrocampisti e poi davanti e gli altri fate tutto quello che volete voi, basta buttarla là oltre la metà campo, perché tanto dietro non si passa. Van Basten. Quindi davanti ci sono Maradona, Messi, Van Basten e Pelé. Ho lasciato fuori Ronaldo e mi spiace, perché comunque l'avrei messo anche volentieri al posto di Messi, perché a questo punto Ronaldo non tolgo Maradona per 1000 motivi. Non c'è 7, stai parlando. Quello vero. Ripetimi quei 4 davanti perché Diego Maradona, perché è il migliore al mondo secondo me. Prima di tutti. Van Basten non posso toglierlo perché Van Basten è il calcio. Non ho visto giocare Pelé, ma ho visto solo dopo, nella fine carriera. Ho visto Messi, però Ronaldo secondo me era più forte di Messi. E c'è una specie di ballottaggio. Può entrare benissimo al posto. Manca un Rivera. Rivera non l'ho messo, anche se ho visto gli ultimi anni, però mi sembrava di far troppo Milan e quindi va bene così. Vabbè, quello. Ok, bene, mi hai stupito, devo dire la verità. Sentiamo invece Alfonso. Allora, c'è un modulo inizialmente. C'è un modulo perché 4-3-3. 4-3-3. Esatto. Allora, portiere.
Il portiere è Buffon Sì. perché comunque io sono dell'87, quindi ho vissuto l'ultima vittoria del mondiale e le parate che che ha realizzato Buffon contro la Francia eccetera, su Zidane. Mi sono rimasti impresse, poi Buffon comunque per me è la storia, nel senso del calcio. È il portiere degli ultimi 30 anni, forse Esatto. il migliore. Poi la linea difensiva. Qua ovviamente sono un po' una linea difensiva rossonera, quindi ho messo Maldini, Sì. Nesta, Baresi e Cafu. Beh, perché è titolare, che c'è quello. Esatto. Praticamente, va bene. La titolare. Sì, diciamo che sono i giocatori più 2003. significativi degli ultimi. Più o meno 2003, 2006, 2005. Esatto. Va bene, ok? Beh, senza stare a dire il perché ho scelto No, ma ognuno, mi interessano i giocatori, tanto le scelte le capiamo già da sé. Centrocampo a 3, composto da Andrea Pirlo. Sì. Sì. Esatto, Vabbè. praticamente è il Milan del... Puoi mettere anche Pancaro? No, Esatto, ci ho pensato, ma Iniesta e Rijkaard. Beh, centrocampo di qualità e geometria. Esatto, e il tridente 4-3-3. offensivo, Ok. Messi, Maradona, Ronaldo CR7, non Cristiano Ronaldo. Vabbè, è giovane, eh? Vabbè. Si farà. Perché Si comunque farà, ragazzi, si farà. Maradona perché Maradona, Messi e Perché Messi CR7 hanno e vinto CR7 300.000 certo. palloni d'oro dell'ultimo periodo. No, ma ci sta. È una... Ovviamente ci sarebbe una panchina, una Lo so, tribuna no, da compilare. lo so, ma cosa tu dico? hai chiesto gli 11. 11 bisogna fare delle scelte. Vediamo. L'allenatore però non l'hai chiesto. No, va bene. Ah, ok. Sarebbe una cosa. Bene, non era male anche questa idea qua, l'allenatore, giustamente. Magari Vediamo. pensiamo bene. Dai. Andrea, Beh, io sono ancora più giovane di Alfonso e quindi non ti stupirò con alcuni nomi, non mi dire che hai messo Kuzmanovic e Palacio, anche se comunque mi piacevano. va bene. Ho messo anch'io un portiere come Massimo in porta che ha giocato nel Bayern Monaco, ho messo Kahn, Sì. Oliver Kahn, in difesa innanzitutto il modulo del 4-3-3 anch'io, Ok. in difesa ho messo Sergio Ramos e Maldini, Sì? sulle fasce Zanetti e Roberto Carlos che comunque per un motivo o per l'altro ha lasciato un'impronta all'Inter. Robby Martini ha messo centrale e io terzino nello schema. Sì, no, infatti lui ha messo centrali, ovviamente, un Maldini in fine Fine carriera. carriera. Esatto, e a centrocampo ho messo un po' di chi capisce di calcio, quindi Pirlo e Iniesta, e poi Gerrard che comunque mi aveva stupito soprattutto in una finale nel 2005 di Champions League. Sì, soprattutto quella finale. Sì. Esatto, sì, secondo me è Bravo. stato proprio il protagonista principale di quella partita. di quella finale. Esatto. Non sì. infierisce. Una scelta proprio oculata. Ecco, beh, quindi. bravo. Sì, poi? Davanti ho messo Messi, Ronaldo, quello vero, il fenomeno, e poi ho messo Ibra che al di là di quello che ho detto prima per il passaggio al Milan, secondo me per quello che comunque ha fatto nei tempi d'oro rispecchia secondo me l'attaccante, insomma, il prototipo di attaccante ideale. Va bene, sono delle bellissime scelte, indubbiamente c'è qualcosa di personale in tutti voi, però comunque sono grandissimi giocatori, d'altronde è un gioco, quindi staremo a vedere la scelta finale. Io credo che il centravanti in assoluto sarà Van Basten, perché è quello che viene, diciamo, scelto il più delle volte. Va bene, adesso andiamo avanti con altri diciamo, temi del calcio di questo periodo storico. Vediamo la slide numero 13. CR7, Sarri, chi ha ragione? Un giro di consultazione velocissimo, perché qua ci troviamo praticamente tra un modo di essere, di comportarsi all'interno di una squadra dove ci sono delle regole ben precise, soprattutto la Juventus dove le regole sono veramente granitiche, il rapporto con l'allenatore, con la squadra, un giocatore per quanto importante è anche un giocatore ingombrante come CR7 che si comporta umanamente come un qualsiasi altro giocatore che esce fuori dal campo molto arrabbiato, ma soprattutto la cosa più grave, abbandona la squadra per tornarsene a casa. Allora questa è una situazione che non è piacevole per un allenatore, quindi deve lasciar perdere questa situazione e guardare avanti. Ha cercato un po' di richiudere la situazione perché era un po' infortunato, non si sa se fosse poi effettivamente un po' infortunato, poi lui è andato in nazionale, ha giocato bene, ha segnato anche i suoi gol, quindi alla fine dopo il campionato e la routine, diciamo, del campionato richiude, ricuce tutto. Sentiamo il parere di Massimo riguardo a questo, quindi rapporto allenatore-giocatore.
Sì, qua abbiamo vissuto delle mezze bugie, delle mezze verità, le dichiarazioni di Sarri che dice che non sta bene, l'ho tolto perché aveva lamentato già dei problemi, si è sacrificato anzi a giocare quei 52 minuti, e l'altro che il giorno dopo dice che sta bene, anzi benissimo, per poi dire al rientro ha fatto bene perché non ero al meglio, anche se mi sacrifico sempre, sono uno di quelli che, insomma, rimarcare comunque la sua importanza. Ha fatto bene Sarri, secondo me, poi è chiaro che non poteva esporsi più di tanto, nel senso di dire non potevo lasciare in campo il peggiore della mia formazione, e poi ho messo Dybala che ha fatto gol. Non doveva lasciare la squadra, poteva andare negli spogliatoi, perché magari sto male, vado negli spogliatoi come fanno in tanti, non è che si siedono tutti poi insieme agli altri, però poi sto lì fino alla fine, saluto, ringrazio e me ne vado. Ecco, domando ad Alfonso, le regole sono fondamentali in qualsiasi squadra di calcio, dalla più piccola alla più importante, ovviamente le regole, specie lì a Torino, sono molto importanti. Pensa se fosse successo, non so, al Milan, all'Inter. Ma allora Fulvio, Ronaldo, tra l'altro io ho messo nei migliori della storia, va trattato come uno dei migliori della storia, nel senso che lui è un'azienda in movimento, quindi stai togliendo un'azienda dal campo e stai mettendo un giocatore che poi alla fine è andata bene, di lusso a Sarri, perché Dybala ha segnato, se non avesse segnato non si sa poi se tutto si sarebbe addossato addosso a Maurizio Sarri. Volevo dire due cose su Ronaldo, perché anche da noi in radio ne abbiamo parlato nell'ultima puntata. Secondo me è un Ronaldo che abbiamo visto anche delle statistiche delle ultime sue stagioni in Italia, non si sta esprimendo al massimo, probabilmente perché il gioco italiano è un po' più roccioso tattico, lui non è più scintillante, brillante nel dribbling. Quindi lo vedo anche un po' imbestialito con se stesso, e secondo me, adesso non prevedo il futuro, ma da qui a 1 o 2 anni vedo un Ronaldo fuori dal mondo del calcio. Lui l'ha anche detto, io lo vedo, l'ha anche detto. Poi ovvio che, esatto, le dichiarazioni che ha fatto sono abbastanza politicamente corrette nei confronti della società in cui gioca, quindi ovviamente non si è esposto più di tanto, dando ragione anche al mister, però dentro di lui vedo una sofferenza per non essere più quel giocatore veloce, brillante. Domando se è questo il problema o se la sofferenza è invece, lo domando ad Andrea, è il fatto di non avere una squadra completamente assoggettata ai suoi voleri, che poi lo è, perché in un modo o nell'altro anche a livello extra calcistico, a livello extra societario è importante per tutto l'indotto, per tutto quello che ci gira attorno al suo nome. Però l'anno scorso c'era uno che se la faceva addosso come Allegri, a detta suo, e che quindi non sapeva quindi cogliere il giocatore come doveva essere. Hanno preso un facitore di gioco, uno che crea gioco come Sarri, e sembra che adesso il problema sia ancora l'allenatore. Credo che Sarri abbia fatto delle cose molto buone, quindi probabilmente il problema è lui, che non ha più un Real Madrid che per 7 anni lo asseconda come modulo di gioco, tutto spostato su di sé. Sì, e credo anche che sia giusto così, anche perché chi comanda è appunto la Juventus, l'allenatore in primis, quindi non è più Ronaldo degli anni scorsi, lo si vede, e secondo me il più grande problema è quello, e che lui lo sta anche percependo, quindi percepisce questo problema suo, che non gli vengono le cose anche a volte più semplici, e questo non fa che altro che danneggiare la squadra. Però quindi... in fin dei conti lui non stava benissimo, no? Cioè ci sta, no? Quindi il problema è che quindi hai anche una giustificazione anche per la platea, quindi lasciavi perdere questa cosa, poi dopo magari ne parlavi a quattro occhi o nello spogliatoio con chi dovere, l'allenatore o gli altri elementi della società. Però allora il problema secondo me è a priori, nel senso che la Juventus comunque ha un grandissimo parco attaccanti, e credo che se Ronaldo non sta bene, piuttosto che metto Ronaldo acciaccato, non lo metto, perché appunto, come dicevo prima, non è il Ronaldo di 3-4 anni fa, che potevi metterlo anche senza una gamba. Questo Ronaldo qui serve poco alla Juventus per come sta giocando. Ecco, questa è, diciamo, un po' la risultanza di quello che è stato un po' un calciomercato della Juventus, un po' balbettante, nel senso che hanno preso dei parametri zero, però sono stati un po'
chiamiamole così, non hanno chiuso quelle che erano, diciamo, le trattative più importanti, quindi hanno tenuto Higuaín, hanno tenuto Dybala, non hanno fatto cassa, volevano vendere Emre Can, volevano vendere Matuidi, poi invece Matuidi diventa un personaggio importante, una pedina importante assieme allo stesso Khedira, hanno venduto Cancelo, comunque qualche problema in difesa ce l'hanno, insomma c'è stato un problema a livello di calciomercato, mentre invece la slide successiva, che riguarda anche un po' l'Inter, visto che sarà la prossima squadra che incontrerà appunto nel prossimo turno, presidente Cairo, tutto ok, ecco qui è invece l'opposto, un presidente che non ha investito più di tanto, ha fatto solo l'acquisto, adesso perdonatemi, del giocatore del Napoli che veniva dal Bologna, adesso Verdi, esatto, sì. che mi sembra che non stia neanche tanto giocando da questo punto di vista, quindi all'ultimo ha acquistato Verdi, però ecco una squadra che dopo alla fine si ritrova più o meno con gli stessi punti del Milan, che in un momento di grossa difficoltà, l'anno scorso sono arrivati credo settimi, ma forse perché c'era stata una congiuntura particolare. Allora quindi è un po' una furbata questa da parte di Cairo, no? Massimo, nel cercare di spostare l'attenzione sul risultato dell'anno scorso e non fare campagna acquisti con poca cassa. Sì, poi per carità adesso è andata bene che c'è stata questa vittoria col Brescia altisonante, però la piazza già era in fermento fino alla settimana prima, quindi tante critiche, tante all'allenatore ma anche al presidente che non aveva investito, quindi non è che fosse in un'ottima situazione. Soprattutto perché è in odore sempre di polemica, no? La piazza è sempre non l'ha visto mai anche tanto perché benissimo. il fatto di voler giocare solo con Belotti senza mai affiancarlo, fargli qualcuno vicino con Zaza e altri, insomma dei Verdi che non gioca e che doveva essere l'acquisto che doveva svoltare in un certo senso questa squadra, e quindi si sta un po' arrabattando Mazzarri e secondo me con quello che ha è nella posizione in cui si trova, quindi doveva forse portare qualche altro acquisto, aiutare questa squadra che in certi settori del campo, gli infortuni, perché Iago Falque si è fatto male, insomma tutto ha anche un po' influito su questa situazione. Comunque è una partita difficile per l'Inter. È una partita difficile, va bene, allora a questo punto qua entriamo diciamo proprio nelle pieghe di questa 13ª giornata del campionato di calcio, quindi vediamo un attimo la classifica, tanto per rinfrescarci, visto che siamo rimasti indietro 2 settimane fa. Juventus Inter sono il duo di testa, seguito per gli altri 2 posti Champions da Lazio e il Cagliari, che è la sorpresa di questo periodo, l'Atalanta a seguire assieme alla Roma che tiene comunque un passo, Napoli che è un po' scivolato a 19, Parma, Fiorentina e Verona che sono nella parte, diciamo, nella prima parte, diciamo, della classifica, quindi sono nel comparto medio-alto. A seguire il gruppo delle squadre con Udinese, Torino, Milan, Sassuolo e Bologna, che nel giro di 2 punti sono un po' a ridosso della zona retrocessione. Poi abbiamo il Lecce e il Genoa, lo stesso Genoa che ha gli stessi punti della Sampdoria, che è terzultimo in classifica con la Spalla a 8 e il Brescia a 7. Ricordiamo che c'è una partita da recuperare che è, credo, Brescia-Sassuolo. Brescia-Sassuolo. Prossimo turno invece è questo, vediamo un attimo la 13ª giornata, come vedete sempre le mie fasce che propongo ai nostri ospiti e anche alla scelta, vi invito a scegliere la partita che andreste a vedere al di là, diciamo, della squadra di appartenenza. Abbiamo Atalanta-Juventus e Milan-Napoli, sono le 2 partite clou. A seguire partite molto difficili, quella dell'Inter che va a Torino, dello stessa Roma che riceve il Brescia che è con l'acqua alla gola. Partite interessanti, similari, sono il Cagliari e la Lazio che sono a 24 punti e vanno in casa diciamo, a giocare in piazze molto difficili come quella del Lecce e quella del Sassuolo. Poi abbiamo una partita un po' della paura, però potrebbe essere anche un pareggio tra Spal e Genoa, un Bologna e Parma che è un derby emiliano, anche qui abbastanza interlocutorio, e poi le ultime 2 partite dove
Hellas Verona venderà cara la pelle con una Fiorentina che deve cercare di ristabilirsi dopo i 5 gol presi dal Cagliari, e la Sampdoria Udinese, dove si vede se la Sampdoria sta incominciando a invertire il trend contro un Udinese che comunque è una squadra che prende pochi gol, è sempre una squadra ostica, segna pochi gol e quindi è sempre difficile comunque da incontrare. Allora domando qual è intanto la partita scelta da voi, quindi inizio con Massimo, la partita che andresti a vedere tra quelle diciamo più importanti. Io andrei a Bergamo a vedermi Atalanta-Juventus, perché è una partita aperta secondo me a tutti e tre i risultati, dipende da come la imposterà l'Atalanta. C'è una Champions di mezzo dopo pochi giorni, importante per tutte e due le squadre, l'Atalanta per voler sperare ancora e per la Juventus per consolidare le posizioni in classifica, con una squadra che gioca a calcio come l'Atalanta nel suo stadio, nel suo ambiente. È un po' spuntata. Sì, spuntata, però abbiamo visto Gasperini che tante volte di fronte alle assenze non ha sofferto, quindi lì è l'idea di gioco, quindi questa squadra corre tanto e mette in difficoltà. L'anno scorso l'aveva fatto parecchio la Juventus. Aveva battuto la Juventus, poi viene da un pareggio con la Sampdoria, quindi un po' arrabbiato Gasperini, quindi ha perso la quarta posizione, quindi a 2 punti dalla quarta. Quindi sì. Credo che la partita sarà veramente una squadra che poi magari 2 partite di seguito non le sbaglia, quindi credo che sarà dura per la Juventus, che è superiore, però si gioca a Bergamo e l'ambiente può far tanto. Bene, passiamo agli altri 2 redattori di Carta Canta. Sentiamo allora Alfonso. Io andrei e andrò a vedere Milan-Napoli, perché è una partita, come abbiamo già parlato durante la trasmissione, interessante da tutti i 2 punti di vista, con questo Napoli che cerca di ritrovarsi appunto con una posizione di classifica che hai fatto vedere tu, che non è da Napoli, perché sono 19 punti contro 32 della Juve, sono 12 punti di distanza, e un Milan che dopo aver fatto vedere qualcosa di buono con la Juve è con l'acqua alla gola, perché se dovesse arrivare una sconfitta, come abbiamo visto nella classifica, è veramente a ridosso delle squadre che lottano per la retrocessione. Però come la vedi? Però una vittoria, andare a vincere contro il Napoli è tanta roba, tirerebbe su sicuramente il non solo la classifica tirerebbe su, e chissà se non lo tirerà su anche a Zlatan Ibrahimovic, che vedendo magari il campionato potrà già farsi un'idea su dove potrebbe andare a parare. Poi comunque niente, andrei a vedere, andrò a vedere, sarò stazione delle mie. Vai a vederla di sicuro. Vediamo invece Andrea, quale in teoria dovresti andare a vedere per interesse? Io sarò all'Olimpico sabato sera, quindi scelgo Torino-Inter. Carta Canta va dappertutto. Sì. Esatto, e quindi voglio vedere appunto la continuità di crescita anche dell'Inter di Conte contro una squadra contro cui l'anno scorso l'Inter non fece punteggio a Torino, e contro un Torino appunto che ha vinto l'ultima partita, ma lo si dava praticamente per morto. In realtà non è morto, e secondo me sarà sicuramente una bella partita chiusa, perché generalmente Torino-Inter negli ultimi anni è stata un po' una partita da under, però sarà sicuramente una bella partita. Beh, insomma, avete riportato proprio le prime 3 proprio più importanti, diciamo, delle partite. Il Cagliari come lo vedete? Perché è una squadra che è una grande sorpresa, perché il Cagliari che va a vincere a Lecce, perché Lecce è più bravo fuori casa rispetto alle mure amiche, però insomma è sempre un test. Secondo me il Cagliari può essere l'Atalanta degli ultimi 3 anni? Sì, il Cagliari in questo momento è una mina vagante. Io ho visto l'ultima partita che ha giocato all'orario di pranzo di domenica. Veramente una bella squadra, una squadra che gioca a pallone e che sta rinunciando a Cragno e Pavoletti, che devono essere 2 pilastri di questa squadra, e che ha riscoperto Simeone, che ha rivitalizzato Nainggolan, Joao Pedro fa gol e Maran mette sempre le squadre bene in campo, quindi secondo me potrebbe esserci una sorpresa anche a Lecce. Il Cagliari sta giocando ovunque allo stesso modo. Sta andando molto bene. Faccio 2 domande velocissime, siamo arrivati alla fine della trasmissione, e quindi ad Alfonso il top e flop del campionato, la squadra rivelazione e la squadra, probabilmente anche il Cagliari è già una risposta, la squadra invece flop, e dall'altra parte invece una considerazione sull'Inter che non siamo riusciti un po' ad approfondire durante la trasmissione da Trino. Sentiamo Alfonso, top e flop. Ad oggi il top rivelazione è Cagliari,
metto anche l'Atalanta perché comunque si sta confermando ogni anno lì nelle zone alte, nonostante anche l'impegno di Champions, che non è da sottovalutare, certo. Riesce comunque a stare in quelle posizioni. Flop non posso che dire il Milan, perché il Milan non può stare in quelle Più del posizioni. Napoli? Più del Napoli, perché secondo me non è accettabile vedere una classifica dove si vede un Milan in quella posizione di classifica. Tu mi hai chiesto, sì, posso aggiungerci anche il Napoli, perché il Napoli da anti-Juve, quale è stato negli ultimi anni, è in una posizione dove è attualmente fuori dalle coppe, quindi te ne ho detti due di squadre, Cagliari Atalanta e Napoli Milan. Ho capito, vabbè, poi ci sarebbero anche delle squadre tipo Torino. Mi ricordo che nell'ultima puntata che ero tuo ospite, sì, avevi chiesto una domanda del genere, nessuno aveva detto Cagliari perché non ce l'aspettavamo. Io avevo detto Lecce, però Lecce è lì che vaga nelle zone. Però è una squadra che cerca sempre di giocare almeno un'identità, no, da questo punto di vista. Sentiamo invece una considerazione sull'Inter. Ovvio che l'Inter sta andando bene, però ha qualche problemino, specie poi nelle ripartenze degli avversari, un poco ricambio, e quindi magari a gennaio ci sarà qualche innesto. Si parlano di Giroud che potrebbe essere il vice Lukaku. Sì, io credo che il problema principale dell'Inter è un po' la coperta corta. Numericamente parlando ci sono pochissimi giocatori a centrocampo, che è un po' il fulcro del gioco del calcio, e là davanti Lukaku non ha un vero sostituto, quindi sicuramente, anzi spero, mi auguro che la società intervenga con un vice Lukaku, che ai tempi poteva essere preso Llorente, che era un ottimo ricambio per lui, e così non è stato. Quali altre posizioni? E sicuramente un altro centrocampista. Ma di che tipo? Il centrocampista di che tipo? Il centrocampista, Conte vuole dei giocatori di grande corsa e sostanza, ma non devono essere completamente tosti fisicamente, ma devono essere molto fluidi e costanti. Quindi sarebbe quel tipo di centrocampista, o un alter ego per esempio di Brozovic, che se si rovina Brozovic... Io credo che Conte in panchina abbia già il sostituto di Brozovic, che si chiama Borca Valero. Probabilmente non lo vede, un po' per la lentezza dei suoi movimenti, un po' per il suo stile di gioco, però credo che ci siano anche dei giocatori a cui lui non si affidi poi proprio ciecamente, quindi credo che un sostituto, se non a gennaio, perlomeno a giugno, di Gagliardini e di Vessino, che secondo me né uno né l'altro riescono a sostituire in toto Sensi e Barella quando mancano. Sì, infatti la linea è tracciata di quel tipo di mezzala. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, quindi il nostro solita parentesi che riguarda la beneficenza. Vediamo la slide, e quindi unisciti alla nostra campagna Conosci Frederick, per la ricerca e la cura della tassia di Frederick, questa associazione che è www.per-emma.it. Ogni giorno per Emma Onlus abbiamo l'IBAN, e io lo ripeto ogni volta, IT 63 QD quadro 030 6909 6061 0000 0133 443. Ricordatevi questa associazione che ha bisogno di essere sostenuta. Vediamo poi gli appuntamenti di Che Calcio Che Fa. Ricordatevi ovviamente che oltre a stasera, venerdì alle ore 21, ogni venerdì va in onda su Lombardia TV, ma c'è anche la replica di domani, quindi al sabato alle ore 18 in replica, e poi la trasmissione radio su Silvia Music Radio lunedì alle ore 17, dalle 17 alle 19, e poi il sito checalciochefa.com. Siamo arrivati alla fine della trasmissione. Io ringrazio tutti gli artefici di cartacantaweb.it, ringrazio il direttore Massimo Canta. Grazie a voi, a presto. Ringrazio i collaboratori e amici, ovviamente, Alfonso Sciascia. Buonasera a tutti gli ascoltatori. E Andrea Dattrino. Grazie, buonasera a tutti. Va bene, buon campionato a tutti. Riprendiamo ovviamente con questa 13ª giornata. Noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!